Allora, due battute e intanto ancora grazie al professor Bertolissi e alla nostra straordinaria Presidente della Commissione Affari Costituzionali che ha di fatto redatto la nostra riforma. Grazie anche a Daniele Ferrazza che ha veramente gestito molto bene questo dibattito e soprattutto le domande che credo siano state così profonde e puntuali, insomma, per cui abbiamo avuto un uditorio oggi di assoluta qualità. Io voglio solo fare una battuta finale rispetto ad alcune richieste che sono pervenute e che lasciano trasparire ancora una volta che ci sia un modello, per così dire, politico, per cui quando una figura istituzionale, anche diciamo locale, si reca in ambito politico nazionale, automaticamente, come dire, si inquina, no? Marcisce, diventa meno affidabile. Io vorrei ricordare che anche nella regione del Veneto, proprio per parlare di casa nostra, nel 2012, quando io ero lì, tra l'altro, come capogruppo del Partito Democratico in regione, abbiamo avuto un contenzioso di un paio d'anni, tra l'altro, con la Corte dei Conti, la quale ha vivisezionato ogni euro speso da parte dei gruppi politici e sono qui c'è. Grazie per essere venuto, oltre alla Presidente di Confartigianato ringrazio anche il nostro segretario generale del Consiglio regionale del Veneto che è presente oggi e quindi mi è testimone. Perché, come dire, anche se frequento spesso la seconda classe dei treni e non, come dire, e ne traggo solo motivo di orgoglio, credo che la politica vada comunque finanziata, che sia molto chiaro, perché se poi scopriamo cosucce come quelle che ci sono capitate qui anche localmente, quando diamo per scontato che i finanziamenti dai privati non siano, come dire, protesi anche ad una qualche iniziativa di interesse personale. Quindi stiamo attenti perché su questo, e dico questo a ragion veduta, quando in questa regione, per l'appunto con 2 anni di contenzioso con la Corte dei Conti rispetto ai costi dei gruppi politici che gestivano appunto le vicende politiche nella regione del Veneto, l'unico gruppo politico, e ne faccio una questione di vanto di tutto il mio gruppo, che è stato considerato debitore di 0 euro è stato il Partito Democratico, va bene? Quando invece la Lega ha avuto i suoi 100 e passa mila euro, 200 e rotti mila Forza Italia e via di questo passo. Voglio dire che ci sono delle persone che lavorano con una logica di bene comune a qualunque livello e in qualunque condizione, quindi a maggior ragione quello che diceva il professor Bertolissi è vero, nel senso che quello che dovremmo chiedere alla politica è di avere intanto il controllo della classe politica e poi essere monitorati e sapere che cosa si fa, e da questo punto di vista, permettimi di dirlo Daniele, l'informazione non sempre rende adeguato merito, diciamo, al lavoro dietro le quinte, che è un lavoro molto impegnativo e molto importante, ma fondamentale anche per gli esiti che riesce o non riesce a raggiungere. E lasciatemi leggere due righe, articolo 118, secondo comma, quello che è inserito nella nuova Costituzione, che non c'era, che sarà poco, che giustamente si dice tanto si può scrivere, poi dipende dalle persone attualizzarlo, ma io credo che molto potere sia nel popolo, perché se il popolo è informato chiede conto, no? E c'è modo e modo di chiedere conto. Bene, abbiamo inserito questo piccolo paragrafo che mi sento di leggervi. Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori. Prima non c'era, adesso c'è. È un ulteriore vincolo, serve a poco? No, serve a tanto, perché dice che la Costituzione finalmente in questa seconda parte ha inserito concetti di responsabilità che prima, che se ne dica, non c'erano. Certo che poi bisogna farli valere, ma ripeto, dipende da tutti noi e quindi io vi ringrazio tantissimo per questa mattina.